adero Domine, in nome di suo Babbo, di suo Figlio, di suo Spirito Santo. Su, dai, muoviti. Oggi, 25 aprile 1958, aprendo questo processo, voglio ricordare ai presenti che in Sardegna vi è una maggioranza di cittadini che è approdata ad una progredita concezione dei rapporti sociali. Ma vi è anche una minoranza ancora subordinata ad arcaiche regole di vita, per la quale l'omicidio è a volte un modo di affermare la propria dignità. Ed è a proposito di queste minoranze che siamo chiamati a giudicare, per i fatti di Fontanedda, il qui presente Sebastiano Catte, accusato di omicidio, furto pluriaggravato e danneggiamento. I fatti sono avvenuti all'inizio dell'immediato dopoguerra, nel periodo che ha visto una recrudescenza della criminalità, con grassazioni, bardane, sgarrettamenti e omicidi vari. È stato osservato che il pastore sardo si mantiene nella legalità fin quando non ha con sé un fucile. I germi di questo culto della violenza vanno rintracciati in un'educazione che indirizza i giovani alla pratica delle armi. Per il contesto sociale e familiare da cui proviene, Sebastiano Catte, fin da bambino, non poté essere certo estraneo a questa educazione che celebra la violenza come legge e che impone l'uso delle armi come pratica quotidiana. Ce l'hai il coltello? Quanto ci vuole? Perché non lo togliamo col naso? Anzi, non sta la Sebastiano, eh? Perché non ci provi tu che sei un pastore? Non ne capisci solo di pecore. Lui che è un pastore di piglia qui dentro. Aio, Sebastiano. Facci vedere. Forza. È noto a tutti che in Sardegna vi è una legge non scritta che ammette fra i propri istituti quello della vendetta. Una vendetta di cui fu vittima lo stesso padre dell'imputato. A quel tempo Sebastiano Catte lasciò il collegio e rimase lontano dal suo paese per ben 8 anni, vivendo altrove del proprio lavoro di pastore. Ma siamo sicuri che è proprio tuo cugino? È tanto che non lo vedi. E se poi non ci aiuta? Aspetta! Sì, è proprio lui. Andiamo. Sebastiano! Sebastiano, sono io, Pietrino. Mi devi aiutare, è da 2 giorni che abbiamo addosso quei maledetti di corrai. Ma li abbiamo seminati. E quando ci fregano quelli? Lui è Bakis. Era bambino quando hai lasciato il paese. Ve ne dovete andare. Ho abbastanza guai per conto mio. Sebastiano, ci fermiamo solo qualche ora. Hai la mia parola. Non ti voglio mettere in difficoltà, sta tranquillo.